Siamo con Jacopo Raveggi, grande protagonista della partita, a mio avviso il migliore in pista, hai respinto veramente tutto il Correggio. Sì, una bella gara di tutta la squadra e siamo riusciti a portarci a casa il risultato. Ecco, adesso a 9 punti perché anche col Modena è stata una sfida giocata alla pari. Cosa manca a questa squadra per essere, diciamo, al livello del Modena? Abbiamo visto veramente qualche dettaglio nella partita scorsa. Come ha detto l'allenatore, col Modena abbiamo giocato bene e quello che ci ha detto in settimana è che non possiamo più concederci errori, quindi di continuare a vincere le partite che verranno a seguire. Ecco, errori che questa sera sono stati commessi veramente pochi perché si è vista proprio anche la capacità di soffrire nei momenti in cui il Correggio ha attaccato, perché è stata una partita, ricordiamo, l'abbiamo vista anche alla cronaca, equilibrata, ma forse è una squadra che ha raggiunto una certa maturità. Sì, sì, siamo più tranquilli, adesso pensiamo a chiudere bene il girone di ritorno della Coppa Italia. Grazie e complimenti ancora. Grazie mille. Grazie.